Così, trionfando lo zelo più santo, angelici balsami piovvero sulle piaghe purulenti di chi non aveva più né arte né parte. Fu data l'ostia a chi apriva la bocca chiedendo lavoro, plagiato al perdono chi aveva in odio i responsabili. A coloro che s'erano strappati dalle spalle gli stracci della rassegnazione fu apprestato un abito nuovo. Illustre casa editrice, che mi ha portato questo manoscritto e mi ha detto: secondo me tu lo puoi pubblicare perché hai una linea nella narrativa italiana di un certo tipo, che è attestata qui, Banda Marascolo è lì, no? È una linea che definiamo letteraria, apertamente letteraria. Esiste, io ho una prima versione che data più o meno del 73-74 e poi una revisione abbastanza profonda che è questo dattilo scritto del 75, settembre del 75. È un deposito, appunto, un posto di guardia. Si arriva, ci si ferma una notte, si riparte. L'indomani una macchina è già pronta per il trasporto di quei resupini in una loro prigione ancora più fredda, donde nessuno sarà più rimosso, destinato come al dissolvimento. Prima che l'uomo esistesse, questo era forse un male. L'essere non è un caso, che si fa legge e moto di un eterno non essere. E dunque, che senso ha la coscienza dell'esistere, se non quello di un continuo insorgere contro la morte? Non è preludio alla speranza del risorgere. Crescenzo non può, se crede nel Dio dei morti. Egli si danna, fissando ad una quelle facce che ravvisa sul marmo. Perché non guardano più alla Chiesa Madre che sovrasta la volta della cripta? Perché essa domina come monumento che l'orgoglio umano ha creato alla sua sopravvivenza? A quest'ultimo vivo l'anima vanamente parla ancora. Egli grida aiuto nell'illusione che possa soccorrerlo qualcuno. Padre, padre, perché mi abbandoni? Si è rivolto a suo figlio, che non gli può rispondere. Sacro di così. Il posto di guardia di Vittorio Viviani. Grazie a Tony Servillo, a Giuseppe Russo, grazie a Paolo Viviani e a voi tutti. Grazie. Grazie molto.